Bonnie e Clyde, a dividerli la differenza d'età, lei 21enne, lui 43enne, a unirli l'amore, un figlio di 11 mesi e secondo quanto stabilito dal GIP che ha emesso l'ordinanza di arresto per Fernando Bortolon e la sua compagna, anche la rapina ai danni del gioielliere Giorgio Zacco. Sarebbero stati loro due lo scorso venerdì a entrare nella gioielleria che si trova in piazza Giorgione a massacrare il titolare 55enne. Sono caduto per terra, mi sono cercato di ripararmi con le braccia, lui mi ha detto stai fermo, se no tiro fuori la pistola. La coppia era scappata con un bottino di oltre 40.000 euro, mentre Zacco era rimasto a terra con una gamba malconcia. Le indagini sul campo dei carabinieri hanno permesso di imboccare da subito la pista giusta che ha portato oltre i confini della provincia di Treviso a San Martino di Lupari. Il successo investigativo questa volta l'abbiamo avuto grazie alla cosiddetta indagine tradizionale. Proprio un'intuizione dei carabinieri che in passato avevano denunciato l'uomo per truffa ha messo le indagini sul giusto binario, permettendo di dare una risposta a un episodio che aveva destato clamore in città. Una rapina violenta con un'aggressione in danno appunto del gioielliere che ha riportato delle lesioni anche abbastanza gravi. E naturalmente questo ha posto in evidenza anche l'efferatezza del fatto criminoso. I soldi ci servono per nostro figlio, aveva gridato il rapinatore mentre picchiava Zacco e scappava con un bottino da oltre 40.000 euro, una fuga terminata al mare in un weekend di relax. Dopo la rapina hanno venduto alcuni monili in oro in due negozi di Oderzo e Gorgo al Monticano e poi hanno festeggiato a Lignano Sabbiadoro pernottando in un importante albergo. Mentre loro si riposavano, i carabinieri stavano ricostruendo il quadro e non appena sono rincasati nel pomeriggio di martedì hanno provveduto a notificargli l'ordinanza con l'ordine di arresto per lui e l'obbligo di soggiorno nel comune per lei, tenuto conto del figlio di pochi mesi. La perquisizione domiciliare ha anche permesso di recuperare l'intera refurtiva, eccezion fatta per i monili utilizzati per pagarsi il fine settimana al mare.